Ok, cominciamo. Questo microfono per registrare il call. Sì, no, giusto per fare una bella introduzione di quello che sarà l'incontro. Innanzitutto grazie per essere qui oggi. Oggi parliamo di verde pubblico, è il secondo incontro del ciclo di questo percorso partecipativo, questo ciclo di incontri intitolato appunto luoghi di incontro, luoghi di dialogo e spazi di partecipazione. L'altra volta abbiamo parlato di bilancio, questa volta invece parleremo di verde pubblico. Ringrazio la Pietro Duranga per essere venuto qui a parlare di questo tema, che è un tema molto vasto. Avevamo invitato anche pubblicamente l'assessore Novic, la quale però ha inviato una comunicazione dall'assessorato dicendo che appunto non sono questi i luoghi e le sedi opportune per fare questo tipo di incontri, ma invece i luoghi che l'assessore deve andare sono appunto i incontri pubblici fatti dalla comunità di quindi questo, noi parleremo comunque del pubblico, volevo invitarla soprattutto per parlare delle fontane di Lombarè e del valore paesaggistico che le fontane di Lombarè hanno, che sono adesso in uno stato di abbandono, ma grazie alla regione sono stati finanziati appunto delle manutenzioni straordinarie. Dopo Anacleto io farò una breve introduzione, epilogo sui parchi pubblici e i parchi dal valore monumentale storico di Bologna, il parco di Matrizia, i giardini di Piazza Conati. Quindi io non mi dilungo ancora, lascio la parola a Anacleto e io prendo la parola molto volentieri perché parlare di alberi è la mia passione. La mia passione, tra l'altro poi anche sono oggetto di alberi, oggetto di tutela anche da parte dell'associazione di cui faccio parte, cioè Italia Giusta. Cosa dirvi? È una materia piuttosto complicata per come si svolgono le cose non soltanto in questo comune ma anche in altri, non soltanto in questi, diciamo, questi tempi ma anche ormai da parecchi decenni. Ecco, vogliamo parlare innanzitutto dei benefici prodotti dagli altri. E noi sappiamo tutti che, questo non è il caso di approfondire, sappiamo tutti che soprattutto la captazione dell'energia, l'assorbimento dell'anidride carbonica è un fattore molto importante, soprattutto nei tempi in cui il riscaldamento globale crea problemi a carattere mondiale. Ma ci sono molti altri, soprattutto sul piano urbano, ci sono molti altri benefici che gli alberi possono procurare. Ed è per questo che possiamo parlare appunto di verde benessere. Verde benessere nel senso che la presenza dell'albero c'è qualcosa? Si può dire? Sì. Ingrandisco un attimo. Sì, sì. No, metti in presentazione. Così? Lei è a fuoco? Va bene. Verde benessere. Verde benessere deve essere considerato quando in ambito urbano abbiamo del verde, non soltanto dal punto di vista così estetico, ma anche dal punto di vista proprio della salute, del benessere dei cittadini. Ci sono in certi luoghi, come in Gran Bretagna, in cui
addirittura ci sono delle non cliniche basate sulla presenza del vento. No? E questo per cosa? Per curare non solo l'ansia di essere lo stress che spesso ci prende, ma anche proprio per alcuni tumori si ricorre a questo. Luoghi non clinici. Quindi l'albero fa parte, l'albero fa appunto parte del nostro stato di salute. Naturalmente però la salute è importante dell'albero se viene messa anche in rapporto con un po' la salute dell'ambiente, cioè tutta la salute appunto ha a che fare anche con l'ecologia. Ecco, per esempio, c'è anche un concetto di bellezza. C'è un concetto di bellezza, non so, penso che siate in grado, penso che siate in grado di riconoscere questo albero che si trova proprio qui in qualche parola. Nessuno mi ha presente? In fondo questa è una cosa straordinaria, spettacolare. Andateci a visitarlo, si può vedere anche dall'esterno, no? Andate a visitarlo ai primi di novembre, verso il 5-6 di novembre, ed è veramente una cosa incantevole. E basti pensare a quello che ritengono, questo albero naturalmente è un albero che arriva dall'ambiente, e questo è considerato per i cinesi, non so se attualmente, ma un tempo era considerato una delle tre piaceri della vita. Tre piaceri della vita per i cinesi sono le prime luci dell'alba, c'è il sorriso del bimbo e i colori autunnali del giorno. Questo per dire cosa può essere la bellezza. Ecco, naturalmente l'albero, dicevo prima, deve essere messo come essere vegetale e per la salute dell'uomo, deve essere messo anche in relazione alla salute dell'ambiente. Ecco per esempio per la biodiversità. Ecco per esempio questo albero vi rappresenta in maniera anche un po' enfatica, se vogliamo, no? È quello che può essere un albero una volta diventato maturo, molto maturo. Ecco, alberi della biodiversità. Un albero intorno ai 30-40 anni di vita può essere un vero e proprio condominio per la biodiversità. Ecco. E questo non soltanto per gli uccelli che possono trovare ospitalità, diciamo, riparo, eccetera, ma anche nutrimento, ma anche per tutta un'altra serie, una vasta serie di appunto esseri animali e vegetali che possono appoggiarsi, avvalersi. Sì. Possiamo dire anche un altro aspetto dei benefici che stiamo enumerando, gli alberi e i fenomeni meteorologici. Ecco, l'importanza degli alberi, soprattutto quelli naturalmente, certo, quelli che vediamo qui, non so se avete presente dove siamo, credo, no? Piazza dei Martiri, no? I cedri meravigliosi, centri alberi monumentali di Piazza dei Martiri, no? Ecco, l'importanza per quando ci sono dei fenomeni atmosferici piuttosto violenti. Non solo, ma in questi casi sono in grado anche di limitare un po' come l'assorbimento attraverso le radici e anche il deflusso dell'acqua, che soprattutto quando ci sono delle strade asfaltate o comunque i marciapiedi tendono a scorrere, mettendo anche, procurando anche dei danni. Quindi mitigazione dell'effetto dei fenomeni meteorologici violenti, come anche il vento e anche, questo è un centro
alberi ombra, anche questo è un altro aspetto. La differenza di stare sotto un albero, sotto il foliare di alberi, rispetto a un parcheggio, è stato calcolato che c'è grazie all'assorbimento del calore da parte della pianta, siamo in grado di avere una differenza che va dai 4 ai 10, 15 gradi. Poi alberi inquinamento. Alberi inquinamento, anche qui la missione delle alberi è importante perché sono un filtro molto rilevante per quanto riguarda gli inquinanti. Inquinanti parliamo soprattutto delle polveri sottili, ossidi di azoto, eccetera. Un albero maturo, anche questo, è in grado di assorbire circa il 20% degli inquinanti che si trovano attorno a quest'albero. Allora, il patrimonio arboreo del centro di Berlino, quindi nella città di Berlino, come siamo messi? Diciamo subito che siamo in un panorama di chiaroscuro, dove purtroppo l'oscuro è molto prevalente rispetto al chiaro. Perché? Perché noi abbiamo una buona quantità di verde in città, però è un verde qualitativamente molto scarso. E questo purtroppo per i fenomeni, per gli interventi che poi vengono fatti. Ecco, ci sono comunque, non so, qui si riesce a vedere bene, ma ci sono comunque presenze di argento molto importanti. Questo è il grado di riconoscenza. Riuscite a vedere cosa si sta? Sì, la zona di Giustiziere, ma soprattutto la zona del parco di Missoro, parco di Villa Cristiana. Questo è un autentico comune verde di grande importanza che si trova proprio ancora in città, perché è proprio a Missoro. Ecco, ma la domanda che viene spontanea dobbiamo preoccuparci di questa situazione, dobbiamo preoccuparci soprattutto noi berlinesi che abbiamo una cintura di verde, no? E abbiamo questo bosco che avanza, no? E ci sono anche, io ho avuto modo di sentire anche qualche funzionario che dice ma cosa state abbiamo il verde che ci sta salendo, che ci sta invadendo. È vero, il bosco sta avanzando ed è bene ed è non perché questo va a discapito pure dell'assorbimento dell'anidride carbonica, ma va a discapito della diversità sia paesaggistica che anche della biodiversità animale e vegetale. Ecco, perché dobbiamo preoccuparci? Perché il verde è soprattutto è carente dove è stato legittimato e dove il traffico urbano, non soltanto nel riscaldamento invernale, eccetera, è causa appunto di problemi per la salute, problemi per l'ambiente. Ecco perché dobbiamo preoccuparci. Però se andiamo, ci sono delle sedie eppure noi abbiamo anche le reazioni che hanno molto spesso quelli che pubblicano dei post su Facebook, dicono ma mi sembra cosa di evidentemente non c'è abbastanza avvertenza del problema e dei benefici che possiamo avere. Le potature, ecco, questo è veramente quello che possiamo dire un vero flagello per la città di Berlino, per l'ambiente di Berlino, come anche per altre città. Vogliamo dire che Berlino sia il demone assoluto
sia il paradiso. Questo no. Ma siamo un partito che vedete, questa è stata fatta un anno fa massimo, e questo è un capolavoro perché le potature sono, hanno un effetto devastante, e integrale di tutti i giorni. Ma adesso andiamo a vedere più in dettaglio nelle prossime considerazioni. C'è da considerare che la scienza agronomica proprio suggerisce che non si debba fare delle potature se non di piccola entità. E ci sono delle disposizioni anche per questo. La cosa che poi ci dobbiamo notare, le potature appunto hanno effetti devastanti perché indeboliscono in maniera importante l'albero, di conseguenza ci saranno poi problemi anche per dover ricorrere a qualcosa che tenga in sicurezza queste presenze. E gli effetti sfavorevoli si trovano soprattutto in ambito urbano. Quando si indebolisce in ambito urbano un albero, dobbiamo tener conto che in ambito urbano spesso gli alberi soffrono del bilancio idrico, proprio perché non c'è abbastanza terreno, zolla abbastanza sufficiente perché possa essere soddisfatto il poi quindi c'è spesso il costituimento del terreno e anche interventi stradali molto spesso fanno ledere anche contro le radici, eccetera, no? E quindi a maggior ragione si dovrà tenere conto dell'integrità dell'aria. E invece una pratica costante intervenire con queste proprietà drastiche. Ecco, vediamo i capolavori che possiamo trovare in Piazza Castello. Ancora era integro il parco città di Bologna, salvo piante ormai vetuste che ovviamente soffrono per questo, ma è stato fatto 2 o 3 anni fa, questo intervento per farlo non si capisce proprio il motivo, anche perché no. Ecco, naturalmente senza tener conto che una volta che si interviene in questo modo ci saranno dei costi di gestione per tenere in sicurezza l'albero. Infatti, se poi c'è anche da considerare un'altra cosa, che molto spesso si interviene con personale non competente. Ecco, per esempio, questa è proprio qua in via di Carrivento, e noi vediamo che questo taglio che è stato fatto a base è proprio quello che un comune diciamo, in qualsiasi forestale, ma anche un cittadino informato, sa che se si fa il taglio a base, no? Vedete la funzione, fa il taglio a base, ma con di cosa? Si va a interessare il corpo, per eliminare il corpo, per colare, la sottoprocedura, e che è proprio quello che è adibito a cicatrizzare, almeno in parte, se non in tutta, naturalmente dell'entità della città, e quindi non permette comunque di limitare le conseguenze. Poi ancora, guardate, questa è stata un'altra operazione fatta, non so se si vede bene perché la luce qua mi impedisce di vedere chiaramente, ma vedete c'è un mucchio di rami toccati con le foglie, e questa è una cosa assolutamente proibita, proprio per venire quando la pianta è in vegetazione non è assolutamente consentita. Poi ci sono i problemi, no? Si mette un bando, no? Chi vince il bando naturalmente lo vince perché è andato al massimo ribasso, ed ecco che sarà necessario velocizzare al massimo per ridurre le spese. Guardate che capolavoro hanno fatto
un vero e proprio strazio. Questo è il via Mosano. Via Mosano. Ma vogliamo vedere le norme che riguardano. Cosa dicono queste norme? Le norme a livello locale c'è un regolamento di esecuzione del piano regolatore che dice che solamente le potature dovranno essere considerate di corrente eccezionale ed essere di norma di piccola entità. Esattamente quello che si sta facendo, con qualche lodevole eccezione di cui faremo cenno, è giusto anche considerare che non è proprio al 100% nero quello che succede. Ecco questo. A livello nazionale si pure una normativa che dice testualmente evitare di praticare le capitozzature, capitozzatura si intende appunto l'eliminazione di rami e di soprattutto delle vicine. La potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. Vedremo poi quando parleremo dei rischi di un albero che questo pesa enormemente. Ecco, è interessante vedere come reagisce la pianta quando viene interessata da queste drastiche carenze. La pianta crea un fenomeno che sembra quasi che mi sembra beneficio, no? Mi sembra beneficio perché guardate, questo fantasma sembra un fantasma, un pagliaccio verde, un fantasma verde, no? È la reazione, come qui ci dice proprio, ci parla del disperato ricerca di ripristinare almeno buona parte di quello che è stato osservato e che è indispensabile per la fotosintesi, no? Quindi per essere autonomo nella propria esistenza. Ecco, cosa fa la pianta? Cos'è che produce questo fantasma verde, no? Voi vedete, la copertura è quasi completa, no? Mentre prima c'era il tronco praticamente nudo, salvo, questo è un chilo, quindi molto spesso che vediamo comunque dei polmoni alla base, questi fanno parte in maniera di essere dei chili, no? Cosa fa la pianta quando si trova in difficoltà? Va a cercare le riserve che si trovano nelle radici e nel tronco, soprattutto nelle radici del tronco, per fare cosa? Per attivare le gemme dormienti. Le gemme dormienti sono appunto delle gemme che si trovano appunto lungo i rami principali e lungo il tronco. Ecco che viene trasformata in questo modo anche la morfologia e appunto questi ricacci così apparentemente curiosi fanno pensare, appunto dicevo prima, adesso. Tanto è vero che molto spesso quando qualcuno interviene su Facebook, no? O comunque e c'è subito chi ribatte e dice che fate la primavera, no? Intanto la primavera, vedrete che bellezza, che bellezza. Ecco un altro esempio, guardate, anche qui siamo fuori città, siamo a Cento, come si chiama? Nel viale di Villa Patti. Altra cosa che interessa quando avvengono queste cose, questi ricacci, ecco, che si sviluppano dei rami epicornici, cioè sono i rami che si appiccicano alla corteccia. È il caso di usare questo verbo perché poi voi vedete lì, se guardate qui, vediamo se riesco. Ecco qua. Vedete il ramo vecchio
diciamo quello che è concresciuto insieme a quel cose, arriva fino al midollo, mentre quello, diciamo, epiconico, dettato proprio, provocato da me, vedete, è appena appiccicato, appena incollato. Con quale conseguenza? Con la conseguenza che sarà molto facilmente soggetto a cadute e soggetto, se il ramo è grosso, anche di un certo rilievo, per quel che riguarda il territorio. Ecco, come devono essere le potature? Le potature, si dice, sono quelle che non si vedono. E qui bisogna dire che in questo caso l'amministrazione attuale ha dovuto ricorrere a uno studio serio, competente, no? Che con le proprie squadre ha rilevato in diverse aree medinesi, in diverse cittadine, no? E in questo caso, qui vedete, c'è una cosa sorprendente. Allora, questo è prima e quello è dopo, no? Voi vedete la differenza, si potrebbe quasi dire che non si vede. Eppure ciò che è stato ascoltato, lo vedete qui sotto, molto bene, qui sotto, è quello che appunto stiamo dicendo. E arriviamo agli abbattimenti e sostituzioni. C'è una norma, anche questa contenuta nel regolamento di esecuzione del piano regolatore e puntualmente non rispettata, ma purtroppo, no? Che dice che le alberature, stabilisce che le alberature esistenti se di diametro superiore a 20 cm, quindi la circonferenza intorno a 65 o superiori, dovranno essere rigorosamente tutelati. Gli alberi abbattuti dovranno essere di norma sostituiti con alberi di altezza non inferiore a 2-3 metri e di diametro non inferiore a 5 cm. Ecco, dovranno poi, si suggerisce, andare alla ricerca di specie autoctone, specie arboree autoctone e assolutamente non introdurre abeti rossi che sono propri di una fascia, diciamo, altitudinale. I abeti rossi sono nati a media montagna e quali naturalmente possono creare un po' una squilibrio e anche qualche problema. Ecco, abbattimenti e sostituzioni infatti continuano a impoverire perché, cioè non sostituzioni, ecco, per esempio troviamo degli esempi per cui è stato fatto tabula rasa, vedete dov'è questo? Lo riconoscete? E lì è stato fatto un tabula rasa in parte comprensibile, perché c'era proprio un piccolo nucleo, abbastanza esteso nucleo di abeti rossi. Però con l'occasione, già che ci siamo, hanno tagliato flassi, hanno tagliato cacchi, eccetera. E poi ripiantare qualcosa, ma in maniera purtroppo non tanto organica. Nel cimitero è stata fatta una delle piantumazioni più importanti, anzi l'unica piantumazione importante in questo dall'inizio del secolo. Ed è stata fatta appunto anche per motivi che sono state aggredite da una parassita molto aggressivo, quindi hanno dovuto tagliare anche gli alberi che ancora erano sani e riplantare. Purtroppo ci sarebbe piaciuto vedere, non so, queste tuglie, la tuglia
orientale, che fossero adeguati a quelle norme del terreno, no? Sono alte a 20 metri e sono piantine piccole, però meglio che l'ultimo invece, per trovare l'ultimo importante, diciamo, piantumazione, è stata fatta il dia 1 novembre con gli aceri ricci, avete presente gli aceri la fine idealizzata in grande questo. Ecco, questa è una foto scattata dalla FIAB, abbiamo presente il quale ha proprio voluto censire le piante, quante le vie cittadine è stato rilevato 121 paia di alberi abbattuti non sostituiti, e tra questi 17 nel parco città di Verona, 18 in via Simona Coside, 12 a Palazzano e 40 in via Vittorio Veneto di Sanci. Questo senza considerare poi i dintorni dove troviamo ancora altri progetti come qui, non so se avete presente, a ridosso del parco. Anche qui hanno tagliato fasce di una certa importanza che tra l'altro potevano servire anche per frenare eventuali cedimenti ancora, ecco, veniamo adesso alla gestione una volta che ci troviamo di fronte a questo panorama in questi problemi, naturalmente bisogna tenere conto dei risultati. No? E cosa succede? Succede che, soprattutto dopo che è successa questa varia, si va alla ricerca della sicurezza totale. E la sicurezza totale non esiste a meno che non parliamo completamente tutti gli anni. Invece bisogna tener conto del monitorare in una certa frequenza, soprattutto se le piante sono state capitalizzate o oggetto di potrebbero dobbiamo tener conto. E allora, per esempio, questo non so se avete presente dove sia, avete presente? No? Vedete che c'è il campanile dell'uomo? È via Miari, quindi a ridosso del ponte. E qui c'era un salice che sembrava anche sano, però naturalmente gli alberi bisogna dire che sono naturalmente soggetti anche a schianti del tutto improvvisi e del tutto imprevisti, a meno che non si facciano periodici monitoraggi. No. Va detto una cosa, non è il caso di andare incontro alla sicurezza totale che non esiste in nessun campo, ma certamente la sicurezza deve essere prioritaria rispetto a tutto il resto. Proprio perché questa tendenza degli alberi che appaiono sani ma possono essere strutturalmente instabiliti. Allora, a cosa dobbiamo andare incontro? A una ragionevole gestione della città. Naturalmente non possiamo pensare di far fronte a fenomeni come quelli della tempesta, però diciamo che va considerato che bisogna garantire di fronte a una tempesta di una importante cosa, non certamente possibile, ovviamente tenete conto delle conseguenze. E quando diciamo che poi parliamo della psicosi dell'anno naturale, questa veramente sta centrandosi sempre di più, questa psicosi, e nonostante che le statistiche, diciamo, sono state fatte, dicono proprio alcuni dati che merita citare. Allora, in Italia, ecco, avete fatto in questa varia come è successo
è successo che centinaia di migliaia di bambini sono andati a Mendono e quanti morti ci sono stati? È stato un morto in via Culiana che passava probabilmente in traversato, in alto avanzo la macchina e è stato preso. Ma quanti morti ci sono per la caduta di bombe? Si calcola che sono 10 morti all'anno equiparabili alle vittime dei fumi. Si contano inoltre nel 2023 12.743 decessi per bolle d'aria, per bolle di calore, scusate, e come dicevamo prima, atmosfera e bolle di calore vengono di parte attenuati dalla presenza del. Allora, come garantire, stiamo andando verso la fine, come garantire quindi un controllo, un monitoraggio che ci tenga abbastanza sicuri, no? Ecco, c'è una detta la VTA, cioè la Visual Tree Assessment, cioè in sostanza è una VTA prevede un'ispezione visiva, cioè si guarda l'albero inizialmente dal punto di vista morfologico, dal punto di vista come sono messe le foglie, se hanno i rami secchi, se hanno dei funghi, eccetera. Questa è la prevalenza. Se non trovo nessun difetto, no, può bastare questo, o un corso è anche molto. Se invece si individuano alcuni difetti quindi specialmente o cose del genere, magari effetti anche provocati, come dicevamo prima, allora bisogna trovare interventi con strumentazione adeguata alle necessità. Qual è questa strumentazione? Cambia a seconda se vogliamo controllare il flusso o se vogliamo controllare il flusso. Ecco, per esempio, se vogliamo controllare il flusso, si può usare il martello impulsi sonori o meglio ancora il resistografo che valuta la densità dell'acqua. In cosa consiste? Consiste che si va dentro con un navo di 2 mm, quindi molto residuo, e si vede, si nota naturalmente se c'è marciume, questo caso va dentro abbastanza velocemente e quindi vuol dire la densità. Se invece vogliamo che c'è una resistenza, questo per il poi c'è anche addirittura il resistografo. Il resistografo è quello che vedete sopra, mentre sotto c'è quello che viene chiamato l'attack dell'aria, no? È chiamato il tomografo, definito appunto detto specificato. Alle volte si cerca di mettere insieme tutte e due. E quindi il misto di tutte e due, effettivamente tutto questo per determinare la classe di pericolosità. In base di pericolosità CPC, classe di propensione a sinistro, va A trascurata, B bassa, C moderata, C/D elevata, D estrema. E quindi in relazione a questa classificazione naturalmente come siamo messi? No, faccio allora velocemente e dico che c'è da tener conto, prima parlavamo di bellezza, di alberi monumentali che possono esistere nell'ambiente. E anche qui siamo di fronte a qualcosa che può essere ammirato in tutti i benefici che questo comporta, sia per la estetica, oppure perché è, come nel caso, non lo so, come in altri casi, in questo si trova tutta una meravigliosa fiera del Parco di Sol, che spero poter
fare in modo che venga riconosciuta come ambito mentale, come anche questo, che è memoriale, tra l'altro può essere memoria di qualcosa che è successo, qui siamo nel parco storico, no? Oppure ancora questo, guardate che meraviglia, questa sembra di entrare in una cattedrale, no? Con due navate laterali e una navata centrale. Questo si trova, e anche questo è scritto nel registro ministeriale degli alberi monumentali della città di Milano, e che può essere il nostro ombrello. Questo si trova a Visomello, è un posto quasi un po' nascosto, un po' disfilato, ma è una cosa straordinaria. Ma anche senza andare tanto lontano, qui a Parco di Città di Viola, guardate questo meraviglioso. Tra poco lo vedremo con queste forme faggio varietà cultura e quello che ormai abbiamo riconosciuto in piccolo. Ecco, con questo finiamo e vi ringrazio di avermi ascoltato. Bene, io ringrazio Anacleto per la disponibilità e per il corposo intervento. Vi chiedo se ci sono delle domande o delle cose da chiarire o se qualcuno vuole intervenire in merito. Prima che io parli brevemente dei parti, diciamo, della città di Belluno per completare questo non interviene nessuno. Abbiamo visto una copertura selvatica, la forestale, sarà un organo, come forestale come non è competenza. Ma deve esserci un regolamento che ancora è il comune di Milano, ma che recepisce le norme nazionali e quindi che recepisce anche le norme locali. E anche le norme locali. E poi ci vorrebbe, mi spiace dirlo, non ci vorrebbe più sensibilità in chi detiene il compito, la competenza sul verde, più sensibilità, andare sul luogo, studiare, perché siamo tutti, studiamo tutti continuamente, studiare il problema e trovare però il personale, le ditte, le imprese, chi lavorano bene sicuramente. Però ci vogliono dei soldi. Però spendono tanti soldi per fare le capitazioni quando magari potrebbero risparmiarli facendo degli interventi. Però ci vuole, ripeto, ci vuole studio di competenza e sensibilità. Non si va da nessuna parte senza queste tre cose. Noi abbiamo fatto una petizione sulla strada, io l'ho presentata in consiglio comunale, mi hanno quasi insultata dicendo che era tutto falso quello che dicevo e gli esempi che portavo, che ho portato anche a Matteo. Quindi se manca questa sensibilità da parte di chi ci amministra, non andiamo tanto lontano. Speriamo che il regolamento del verde imponga di agire in modo corretto. Questo è quello che abbiamo chiesto. Pare che vada in porto questo regolamento. E noi abbiamo chiamato anche Marco Coden, colui che ha esteso il cemento al boreo, per cui appunto il comune di Belluno ha pagato anche 60.000 euro. Avevo chiesto appunto che venisse qui, lui mi ha detto che ha un contratto in essere col comune di Belluno e quindi serviva il nulla osta al fine. Io ho chiesto il nulla osta e mi ci ha risposto che appunto è necessario che noi andiamo agli incontri del comune di Belluno, non che il comune di Belluno venga agli incontri nostri. Ma così con noi immagino con qualunque altra associazione. Abbiamo avuto degli studenti dell'Università di Galilei che hanno fatto uno studio su questo e gli studenti hanno affrontato, visto da vari punti di vista, studiato e ripeto ci vuole studio. Purtroppo il psicoanalista non ha studiato e ci vuole studio e sapere come si deve agire, anche come si deve lasciare lo spazio. L'avrà spiegato anche nel punto che l'acqua possa
è alimentare la pianta che la pianta possa restituirla. Tutti i nostri alberi sono stati piantati male, sono soffocati dall'asfalto e quindi sono destinati insomma a morte. E questi ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro che si chiama La pianta delle piante, una mappatura sulle buone e le cattive pratiche, non solo al belluno, ma anche nella rabbelluna, in calore. Speriamo nei giovani a questo punto. Casualmente oggi hanno fatto degli alberi di comunità e la mia impressione è stata quasi non voglio niente. Io ho detto, vedendo oggi i risultati, si vede che hanno fatto un buon lavoro, perché non li intendo assolutamente e ho visto che con una prima occhiata non vedi la differenza. E è un condominio normale, non abbiamo sicuramente fatto delle richieste particolari, nessuno di noi ha esperienza in questo. È possibile l'amministratore si è rivolto a qualcuno di capace, perché sì, rivolto a qualcuno di capace, nel senso è una richiesta del comune fare queste, ci sono in verde pubblico c'è il verde privato. No, nel senso magari niente di particolare. Quindi mi chiedo, il fatto che vengono talmente così tanto è una richiesta comunale all'azienda che allora ci sono dei cittadini che si lamentano che i ragni li arrivano in casa, cittadini che si lamentano che i ragni oscurano gli alveoli, cittadini che si lamentano delle foglie che cadono nella ciapele o delle radici. Quindi il comune dà mandato il comune si giustifica per questi brutti interventi dicendo ma ci chiedono di fare e ci chiedono di era un atleta, è così. Sì, per esempio recentemente hanno battuto anche l'albero di fronte al tribunale perché dava fastidio per la visibilità dei pedoni totalmente. C'è un progetto di sostituire via le piante e viale Fantuzzi c'è il progetto di tagliare tutte le piante in una volta perché devono rifare la pavimentazione e piantumare alberi, specie autoctone e che abbiano uno spazio, insomma, una aiuola consona e che sia come un corridoio ecologico per l'avifauna verso l'area Natura 2000, comunque l'area Natura 2000 posso sottolineare che con Viale Fantuzzi o con Largo, probabilmente con Largo che si linea d'aria vicino, però anche lì. Comunque è così. C'è una domanda più diversa di devo notare una cosa che non è importante anche specificare perché non è venuto per le alberi invadono gli alberi, li soffocano, li determinano poi il cedimento. Abbiamo addirittura degli alberi sulla strada per andare verso invece che sono pericolanti sulla strada. Io sono andato anche dall'ufficio che c'era verso il sole che si occupa delle piante e mi ha detto che non possono fare interventi perché sono qui spazi privati. Allora sono le regole anche perché il primo problema per vedere personalmente bisogna che deleghi qualcuno a farlo. In definitiva ci sono sulle strade principali di Belluno delle aree immense, direi, occupate da piante infestanti che soffocano le piante che dovrebbero essere protette, che rappresentano un patrimonio. Le piante infestanti dovresti dircelo tu, ma mi sembra che siano dannose per le piante.
Sì, sono danese finché, a meno che non interessino la cosa, cioè le fasi iniziali non sono danese, anzi possono essere una, diciamo, utili alla biodiversità, perché possono costituire libri, non solo, ma anche le derivate radici dei frutti, quando frutti non ce ne sono, cioè quando le ovvio che giustamente quando un certo tipo di interessano la chioma possono costituire un pericolo o comunque compromettere un albero importante, allora sì, Questi alberi importanti, prima abbiamo parlato di classe di sicurezza, no? Chi è che garantisce? Chi è obbligato a garantire la sicurezza? Il privato o l'assessore o chi? L'assessore? Ma gli alberi, ci sono molti alberi privati, no? Se è responsabile del privato, quindi viene a tagliare la sì o no? No, mi scusi. allora conviene accettare il rischio. E chi è che accetta il rischio? E si assume la responsabilità dell'agronomo, se cade qualcosa è l'agronomo che è responsabile civilmente e penalmente del fatto. Vuol dire questo, però è già successo che in condominio ci fossero la maggioranza, molta maggioranza di persone che dicevano dobbiamo tagliare perché abbiamo dei problemi universitari, no? E non è possibile, se anche uno solo, a meno che il condominio non accetti la riconoscenza, cioè questi attraverso il discrimine. Per fare questo ci vogliono norme chiaramente con gli strumenti diversi. E allora si determina la classe del rischio. Se allora non c'è rischio, sì, si abbatte, non c'è rischio. Ma quindi c'è un rischio accettabile. E chi accetta questo rischio? La qualità del rischio. Qual è? Una perizia tecnica? No, la perizia tecnica mi accetta una certa classe di rischio. E io dico, chi è il responsabile poi di questo? È l'agronomo? L'agronomo è come? Ma siamo sicuri che io vorrei sapere, per esempio, l'infortunio che è successo a Venezia, con la caduta degli alberi, no? Sì, certo. Non mi ricordo più. Chi è? Ma in quel caso lì è il comune che non ha fatto l'identificazione. Cioè, se è pubblica. Anche pubblico privato, perché comunque un albero. L'agronomo è come il medico, tu vai dal medico e lui ti dice ecco, ho visto il medico, specialista, lui dice ecco, io qui ne vedo i problemi. Ovviamente è responsabile lui se poi i problemi invece ci sono. Esattamente come l'agronomo. O il proprietario che non ha fatto fare il medico. Se il proprietario ha fatto fare il medico che hanno dato, no, non c'è rischio. E succede un evento a 140-150 km/h, c'è poco da fare, diventa poco cadere. In quel caso lì la colpa non è di nessuno. Non è di nessuno. Certo, un evento è stato un evento, cioè che ha provocato. Stiamo parlando di eventi straordinari. Tipo Vaia, Non non un caso di ciclone che può esserci l'entità rilevante del ciclone.
ricordo che se taglio gli alberi diminuisco la sicurezza degli alberi, me lo ricordo perché ho fatto il no, la salute è bene, però dobbiamo tener conto anche che gli alberi crescono vicino ai palazzi, giustamente mi togli l'illuminamento naturale che io ho. Io avevo una volta un ufficio che ero lì in via Caffi, effettivamente gli alberi mi obbligavano a tenere a luce accesa tutti i giorni. Stiamo parlando di dettagli. No, non è dettaglio. Scusatemi, però, abbia pazienza, però non deve essere un dialogo univoco e tutti che ascoltiamo quello che succedeva poi nel suo ufficio. Perché dobbiamo cercare di raggiungere un attimo la discussione. Abbia pazienza, signore. Lei la sua domanda l'ha fatta, però adesso non stiamo qua a parlare, sì, però poi di questo io ho questa situazione. Se no, noi sinceramente di quello che succedeva poi nel suo ufficio non è che interessi molto. No, è un esempio, comunque è un esempio. È un esempio perché noi abbiamo parlato di benessere. Io dico che il benessere è a 360 gradi e quindi anche l'illuminazione naturale in uno stabile è benessere. È benessere, è comfort. Cerchiamo di andare avanti. Sì, Ci sono, no, prova tutte le risposte nel processo civile. Nel C'è un codice punto civile. un punto che a me fosse sfuggito. Si è parlato di un censimento, no? Molto interessante, ma il passo successivo rispetto a questo censimento quale sarà? Il regolamento. Il piano del verde, Sì, ma in concreto cosa sarà? il piano del verde è un regolamento secondo le linee guida nazionali. E quei decreti che abbiamo visto, le reali, le leggi, E mi chiedevano cosa si concretizzava e allora di fare delle restrizioni che vadano sia per i tutti che per i privati. No, il regolamento ha detto che essere in elaborazione, è stato fatto accessibile per vedere quante nel giro di poi si farà il piano di rete, il piano di gestione di rete, e quindi fa valutare se ci sono delle aree che necessitano di verde e come mantenere il verde che c'è con un regolamento che stabilisce anche che tipo di prodotti si possono usare, che non soltanto le aree menzionate i tratti. Allora, vediamo i pesticidi, non vediamo i pesticidi, che misure, che quantità, anche questo discorso di messaggi, tutto questo è un regolamento secondo le linee guida dal Ministero dell'Ambiente e la comunità. in sostanza attualmente ci sono già delle norme che prevedono che queste cose che abbiamo visto non si devono fare. Allora, se viene approvato, e si pensa che verrà approvato il regolamento, scusate, il regolamento, a questo punto c'è anche la possibilità che vengano penalizzati, sanzionati chi non rispetta cosa che adesso Esatto, perché la cosa, quello che tu non hai mai voluto fare, è stato quello di dire, ma noi non stiamo con le regole, potremmo però anche sanzionare. E questa cosa delle sanzioni non piace. Però è previsto. Purtroppo non c'è l'obbligo. Viene consigliato, viene chiesto calorosamente, ma non c'è l'obbligo per i comuni di avere un regolamento di giorni. Perché la legge è così, la legge si fida del cittadino, si fida dell'ente locale e spera che insomma si agisca con coscienza e scienza, però non si può vedere. E in questo caso finalmente siamo riusciti con la nostra petizione anche se siamo stati maltrattati, ad avere questo risultato, che è un risultato importante. Poi bisogna che i cittadini conoscano il regolamento e che lo
privato di comune. Ci vuole anche una squadra di personale, cioè non quei 5 termini che abbiamo adesso, ma più personale che si occupa della gestione di quello. E questo è anche un altro problema per via del blocco di stabilità delle istituzioni, però è previsto questo, che ci sia un referente, una persona competente che sa. Io volevo segnalare una cosa piccola, però diciamo che il vero è fatto di tante cose piccole messe insieme. Io vivo vicino alla rotonda della Ligure, per intenderci, no? Quando ho costruito la rotonda, ho piantato anche degli alberelli di questi qua quando diventano grandi, no? Un po' litigano quella solamente schivo e inquinato, no? Ero contento. Dopo ho visto che dopo un po' gli alberi si sono seccati. No, si sono seccati, perché peccato, si sono seccati. Quest'anno, o non mi ricordo quando c'era, primavera, cos'era, mi hanno puntato di nuovo, no? Come si erano seccati, e si sono seccati di nuovo. Secondo me è buttato veleno, no, terra, in quelle aiuole là, perché non è possibile che si siano seccati 2 volte. Quindi quando hanno costruito quelle aiuole, no, hanno fissato e hanno preso quella terra là, perché si secano 2 volte. Sono rimasto male perché ho pensato, guarda che bella, questa rotonda diventerà verdeggiante, no? E invece niente, si è seccato tutto, era solo un appunto, una cosa che ho notato. Diciamo che un controllo ma poi seguire la pianta, dare l'acqua che le serviva. Forse per questo. Ecco, quindi diciamo, questo è un po' il panorama che volevamo dare. Diciamo che io mi ero preparato una serie di slide sui giardini di interesse storico della città di Belluno. Io tutte le informazioni che ho preso le ho prese da questo libro di Michele Cassol, I giardini di interesse storico nella città di Belluno. Non parlerò di tutto perché il tempo stringe e quindi non abbiamo. Sì, sì, non. Allora, l'Istituto Agrario di Fede per 20 anni ha diplomato tecnici del documentale. È un istituto che tuttora in alcuni settori buono, per cui a Belluno negli ultimi 15 anni ci sono stati ragazzi fino all'istituto che ho insegnato per diversi anni lì, adesso sono a Belluno, esigenze di praticità, però chi è uscito da là sono ragazzi che hanno messo su delle aziende, delle imprese che si occupano di verde privato. E qui delle volte mi viene chiesto, non so di fare questo lavoro, che chiamo. E allora ricordando dei miei sono ragazzi che hanno un diploma, che non hanno, però dall'istituto agrario sono poi usciti tantissimi degli agronomi che tuttora hanno fatto l'università. Quindi bella, sì, allora io quello che dico, ci sono tutti i tecnici, perché l'istituto agrario lavora proprio in maniera molto specifica su questo. Cioè non è un liceo scientifico dal quale sono uscita io, dove comunque le cose vengono per livello teorico, sono belle, però poi c'è anche l'aspetto pratico, bisogna fare gli errori di copertura, bisogna saper valutare e ci sono figure per me. Io penso che l'esperienza di Belluno adesso queste figure ci siano. Tanto che il comune ha poi dato una buona università, quindi si ricordare se ho laureato il censimento del Belluno. Quindi il privato poi riferisce a queste piccole ditte che ci sono in giro, basta chiedere, ci sono ragazzi che hanno 30 anni, ci sono almeno 3-4 imprese che lavorano nel verde, vengono chiamati settori privati. Tanto che l'unico intervento importante di qualche anno fa, è stato sulla colonia che c'è nella villa privata che c'è alla Serra. Allora lì ci sono rivolte all'istituto agrario dove poi io lavoravo e non c'è l'influenza di qualcuno, nessuno che si fare un intervento di buttatura stabilizzante nella colonia. È stato chiamato un tecnico differente dove queste pratiche sono diffuse da tutto, insomma, è stato pagato tantissimo. Quindi ovviamente il proprietario era d'accordo, però nell'ambito privato c'è la disponibilità a pagarci. Nell'ambito pubblico è lo stesso. Cioè adesso le figure ci sono state
messe a ovviamente io sono fiduciosa che il fatto di avere un piano del verde adesso porterà poi successivamente del verde, porterà un piano, porterà anche il comune a chiamare gli specialisti. Bisogna investire soldi, perché un agronomo costa. Il piano che c'è nell'area verde che sta in esistenza hanno dato il piano a uno studio associato di un ingegnere e un architetto. Non ho niente contro gli ingegneri e architetti, sono agronoma, però diciamo che un agronomo ha un altro occhio, lo devi pagare, come non ci dire. Sentiamo in quest'ottica e poi anche a livello di proposte siamo disposti a mettere i soldi in tutto la cosa che andrà avanti. Se si va al risparmio, questi sono due interventi. Ecco. Sì. Ha ragione, ma Dobbiamo dire che ogni tanto vengono chiamati degli studi seri e competenti, in particolare vengono da Padova, hanno fatto dei lavori di accertamenti sui principali parchi della città e si è visto anche quella potatura che non si vede è frutto esattamente del personale che ha una competenza e in questi casi il comune che ha ritenuto danno l'appalto al massimo di in altri casi quindi sono sempre però sta cambiando anche un po' la mentalità, cioè bisogna vedere anche il fatto che se partono due cose che vengono diffuse nella corretta, della stampa così, poi magari si rende conto dell'importanza del proprio pubblico. Uno non è ancora una città supermercato, ma lo più perché sono intelligenze diverse. Dobbiamo anche vederla come una strada che noi percorriamo in tempi magari lunghi e anche posticipati rispetto alla città contemporanea. Però dobbiamo anche vedere nel senso positivo, perché altrimenti dobbiamo anche essere noi poi casomai a proporre chi ha fatto questo, perché senza voler andare per forza a guardare poi in particolare, però io sono rimasta con questo piano del verde perché è un piano che ha sicuramente anche il piano di dare verde, l'esistenza è veramente in mano al ingegnere è lì però lì perché hanno preso uno studio associato che probabilmente non c'era nella studio associato. Però quello che voglio dire, dobbiamo cambiare la mentalità esatto, però per cosa dare più spazio possibile alle persone che vivono nelle loro esigenze, per riuscire a calore, per drenarci in caso di fare tutto questa amministrazione di conseguenza. Qui parliamo di amministrazione, non è corretto. La visione di città. mi sembra che Non c'è. C'è anche la visione di città, è la città delle persone, quindi della bellezza, dell'inclusività, perché marciapiedi che si vedono, due piatti, per fine, deve includere le persone. vero non ho ricordi però è passato Questa amministrazione come le precedenti, ogni tanto anche le precedenti davano dei lavori dello studio sopra gioco che adesso qui si sta facendo economico che hanno sempre lavori generali però insomma io mi certifico che se no non potete tagliare se ci sono di questo Ma dare la colpa a questa amministrazione non entriamo. Io faccio politica, non mi interessa niente, però non parliamo di. Io conosco questa zona, molti vecchi, e qui era tutto prato, c'era prato dappertutto, c'era il piano regolatore che doveva essere fatto 50 anni fa, il piano regolatore. No, certo, le case in Germania si fanno in un altro modo, qui non c'è un piano regolatore, signore, in tutta la città non c'è un piano regolatore,
perché il piano regolatore prevede anche un verde. Prevede quindi, qui non c'è, dai, 50 anni, 60 anni, che così. Qui si poteva fare tutto quello che voleva, che si voleva. Perché è uno schifo. È uno schifo. Ma guardate, andate al parco di Alfa, al museo, guardate com'era l'Ardo 500 anni fa. È un quadro che specifica in maniera chiara com'era l'Ardo. L'anno scorso abbiamo raccolto insieme a Italia Europa per esempio, lei che era la prima firmataria, ha presentato il fisco comunale, è stata insultata. Ma lo so, ma ci può il parere dei cittadini di Belluno non sono stati, di questo non sono stati insultati. Questa amministrazione si è comportata in questo non è modo. questa amministrazione, le altre amministrazioni, tutte le altre, tutte indistintamente tutte le altre. E non diamo la colpa a questa, io non faccio il politico, non faccio colpa, però non diamo la colpa a questa amministrazione. Vabbè, comunque io credo che comunque la gestione del bene pubblico non sia mai stata eccellente a Belluno. Come tu, molte cose. Diciamo che io mi ho preparato questo breve contestualizzazione dei giardini storici di Belluno. Purtroppo non abbiamo tanto tempo, quindi come preparato circa 20 minuti di intervento, cercherò di fare una breve carrellata di quelli che sono. Per quanto riguarda i giardini della città di Belluno, diciamo che a Belluno non ci fu mai, fino all'inizio del Novecento, un giardino concepito, dei giardini pubblici concepiti in modo classico. È solo con l'arrivo della ferrovia, il 10 novembre del 1886, che quindi ci fu, diciamo così, la concezione di un giardino di tipo classico. Cos'è che quindi voglio dire? Che se fino al 1900 non ci fu un giardino classico, nonostante questo comunque Belluno è sempre stata all'interno di un verde pubblico, di un verde, diciamo, che contestualizzava la nostra città. La maggior parte dei giardini pubblici concepiti nella nostra città quindi fu creata tra gli anni 20 e gli anni 40 del 1900. Da chi? Da un signore che era appunto l'ingegnere architetto Alfredo Novello, che sviluppò vari giardini. Pensiamo appunto ai giardini della vecchia stazione, ai giardini della nuova stazione, ai giardini di Piazza Castello, di Piazza dei Martiri e dell'attuale e quindi dell'attuale anche Parco Città di Bologna. Diciamo così, ecco che nella concezione di Alfredo Novello vi era la concezione del verde pubblico come giardino, quindi come parco urbano che si inseriva all'interno di un'architettura urbana all'interno della piazza. Pensiamo ad esempio a Piazza dei Martiri, quindi si inseriva in un contesto di architettura urbana, di giardino urbano. Mentre vediamo poi durante la fine del Novecento che il verde pubblico invece diventa non più arredo urbano, non più architettura urbana, bensì un parco verde pubblico, un parco attrezzato, verde pubblico attrezzato come gioco per bambini. Quindi diciamo il verde pubblico diventa un vero standard urbanistico dei quartieri e delle frazioni. Pensiamo ad esempio al Parco San Lorenzo, il Parco San Lorenzo appunto che include al suo interno i vecchi insomma, giardini dell'ospedale, eccoli qua. Pensiamo al parco di Nogaret, pensiamo al parco fluviale di Lambioni che verrà trattato insieme in un'ottica di rigenerazione urbana insieme alle fontane di Nogaret.
Ecco. Io, dato che ci sono, parlo solamente, il tempo stringe, parlerò solamente, non parlerò dei giardini della vecchia stazione, nonostante siano dei giardini molto, molto belli, dei giardini che meriterebbero naturalmente una discussione a sé, ma parlerò soprattutto dei giardini di Piazza dei Martiri. Ecco. Quindi noi sappiamo che la piazza Campedel è sempre stata una piazza diciamo priva di giardini. Una piazza priva di giardini. Perché? Perché nella funzione che essa aveva, difensiva sia di fiere che di mercati, comportava la necessità di poter disporre di un vasto spiazzo libero da qualsiasi impedimento. È solo nei primi anni del Novecento che attorno ad una fontana, la iconica fontana di Piazza dei Martiri, che si crearono una serie di aiuole e una serie di arredi urbani con alberi e arbusti. L'opera è quindi frutto dell'ingegnere architetto Pago Novello, che predispose il disegno dello spazio verde, poi inserito nel progetto esecutivo, che appunto fu iniziato nel 1928 e concluso nel 1929. Nella mente di Pago Novello, Piazza dei Martiri, il giardino di Piazza dei Martiri non era concepito come l'attuale giardino di Piazza dei Martiri, ma era concepito invece come la filosofia progettuale che quindi era la base, era una filosofia progettuale un insieme di giochi, di prospettive e visuali diffuse verso tutte le parti della piazza, in modo tale che all'interno della piazza si potessero vedere tutte le varie fughe e i giochi visuali, da una parte appunto il teatro comunale, dall'altra parte il Piave, dall'altra parte Porta d'Arte. Vi era la volontà da parte del Pago Novello, quindi, di non appesantire il giardino con troppi e grandi alberi, per lasciare libere alcune visuali e valorizzare i diversi scenari. Appunto, ben diversa è l'attuale presentazione che abbiamo dei giardini di Piazza dei Martiri, dove vi è un ingombro volumetrico delle molte conifere piantate e cresciute un po' dappertutto, che hanno così modificato l'aspetto originario. Questa è una veduta panoramica del 1990, che poi è quella che abbiamo anche oggi. Ecco. Quindi diciamo, l'evoluzione del giardino Piazza dei Martiri è un'evoluzione confermare un'evoluzione di un giardino che doveva essere più che altro un luogo dove vi era un gioco di visuali, si visionavano tutte le varie parti della piazza fino ad arrivare anche a vedere da questo Martiri lo stesso Piave, ha invece un giardino riempito di alberi, che certo è bello, certo fa un piacere, che evitano anche le isole di calore, però ecco, è un tipo di giardino differente rispetto al... In questa ottica mi si è cercato di correggere tagliando i rami più bassi, quindi adesso c'è una certa visuale rispettata. Ecco. Un altro giardino comunale, un altro parco comunale molto importante della città di Belluno, e qui poi concludo io il mio intervento, vorrei parlare anche di Villa Filizia, però purtroppo il tempo non ce lo permette e comunque tutte queste informazioni saranno caricate sul portale del Comitato di Valdalizia, al fine di dare un'ampia visione del verde pubblico. Il Parco Città di Bologna. Il parco, quello che chiamiamo oggi Città di Bologna, in realtà nasceva come parco dei Gesuiti. Poi diventato durante l'occupazione austriaca una caserma militare. All'interno di questo parco vi erano quindi molti ipocastani piantati dagli stessi austriaci alla metà circa del 1800. Quando è che divenne pubblico, diciamo, pubblico il parco
quello che noi chiamiamo oggi attuale Parco Città di Bologna. Attorno al 1906, fu aperto al pubblico e divenne presto diciamo, un luogo di svago, un luogo di incontro, soprattutto per i bambini e per le famiglie. Ecco. E quindi inizia quel percorso da verde di arredo urbano a verde pubblico attrezzato come spazio di incontro, spazi diciamo, di socialità e non solo come arredo architettonico. Ecco. Purtroppo nel 1915 il parco fu bombardato e furono persi 252 esemplari di ipocastani. Nel 1922 quindi si era previsto la ricostruzione del parco, città del parco, per dare quindi alla cittadinanza un luogo decoroso e ombreggiato che oltre ad abbellire la città potrà offrire ai meno abbienti il modo di lasciare lungamente all'aperto e in modo sicuro, libero da pericoli, i propri bambini. Questo progetto non venne però poi concluso, e invece venne concluso un ulteriore progetto, quello del Parco della Rimembranza. Così il parco, l'attuale Parco Città di Bologna, prima Parco dei Gesuiti, poi appunto caserma militare e nel 1923 Parco della Rimembranza, fu collocato in questo parco una serie di alberi, appunto Parco della Rimembranza. Perché rimembranza di cosa? Rimembranza delle vittime e dei martiri della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Infatti in quegli anni in tutta Italia nacquero questi parchi per ricordare le vittime della Prima Guerra Mondiale. Insieme alla creazione del Parco della Rimembranza si crearono anche vari parchi, 12 parchi per le scuole. Ecco, quindi nel 1923, abbiamo detto, vennero ripiantati anche 137 piante di ipocastani. Il Parco Città di Bologna, come lo conoscevamo prima di quello che è successo con la messa a terra di quei container per ospitare le scolaresche, era un parco quindi che ebbe da una parte il campo da calcio, dall'altra ricordavamo quel laghetto anche con un ponticello che insieme a dei giochi di ombre e di luce e degli zampini d'acqua quindi creava un vero e proprio parco attrezzato. Oggi invece il Parco Città di Bologna è ancora così, naturalmente, è ancora un parco attrezzato, però ha perso ampiamente la sua vera funzione. Perché da una parte sono state posizionate quei container prima per ospitare le scolaresche e poi per ospitare gli uffici della polizia locale. C'è da chiedersi appunto se la sovrintendenza abbia dato parere positivo a questo tipo di operazioni, dato che dopo 50 anni il pubblico è vincolato. Ecco. Dunque è una domanda che vorrei lasciare oggi: che tipo di parco pubblico vogliamo? Vogliamo ancora un parco pubblico che sia, arredo urbano, o vogliamo un vero parco che sia un luogo di incontro e di socialità, come era il Parco Città di Bologna per le famiglie attorno al 1900 e anche alla fine del 1900? Oppure insomma vogliamo un parco come Città di Bologna, che oggi è diventato anche parco inclusivo, un parco inclusivo, che però insomma secondo me ha perso un po' la sua funzione originaria. Questa è una domanda che oggi vorrei lasciare, questa è la mia riflessione. Non mi dilungherei ulteriormente, perché naturalmente potremmo parlare ancora del parco di Villa Pizia, il giardino dell'ospedale, la vecchia e nuova stazione, la piazza Castello, che nella mente dell'architetto Pago Novello era tutt'altro che quello che è stato poi edificato. Vi lascio solamente un'immagine di quello che doveva essere piazza Castello. Ecco, no, ecco qua. Questo doveva essere i giardini di piazza Castello.
bello, e invece purtroppo oggi lo vediamo com'è messo. Questo è, diciamo, il mio intervento. Se ci sono ulteriori domande, ulteriori considerazioni a riguardo. Ci sono ulteriori sì, domande o cose, se no. Sì. Allora, sulle fontane di Nogaré, noi avevamo invitato appunto la signora Dekunovic appunto per parlare di questo tipo di intervento. Ci dovrebbe essere una manutenzione straordinaria, quindi solamente, tra l'altro neanche finanziata dal comune, no? Finanziata dalla regione, semplicemente per tagliare alcuni, per sbattere il sentiero, basta. Non c'è nient'altro. È quello che avevamo chiesto noi chiesto di inserire alcuni ponticelli per collegare la zona di Via Longardo alla zona di Nogaré fino ad arrivare all'aeroporto, e poi anche si potrebbe ancora addirittura continuare. Purtroppo non sappiamo niente. Noi inviteremo comunque all'incontro sulle fontane di Nogaré che faremo a maggio l'assessore regionale Bond, l'assessore Lorenzo De Kunovic, e parleremo anche della concezione del parco fluviale sia di Lambioi ma anche diciamo, del vecchio progetto che era stato depositato nel 2018 sul parco fluviale di Belluno con l'assessore Frison. Parleremo con l'assessore Frison che appunto ci esporrà quel progetto. Quindi io credo che comunque sia stato un incontro abbastanza profitto dal punto di vista sia storico ma anche dal punto di vista proprio tecnico, come mettendo Boranga di cose. Quindi questo è. Io concluderei qui, se non ci sono ulteriori domande, ulteriori interrogazioni o interventi. Ho registrato tutto, quindi sarà pubblicato poi su YouTube, e continueremo il nostro format la settimana prossima con un incontro sulle mappe di comunità con i ragazzi delle superiori che faremo giù alla scuola di Borgopra, l'ex Spazio Giovani, alle sale Labri. Quindi credo che sarà un'occasione per approfondire quanto i ragazzi considerano spazi sociali e quali siano questi spazi sociali. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prossimamente. Grazie.